Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. E scontro tra il mondo della scuola e il Ministero dell'Istruzione che ha fissato la data del concorso per i presidi nel giorno della strage di Capaci. È una ricorrenza di tutti. Dolore e polemiche dopo l'incidente di Palermo. L'uomo avrebbe perso il controllo della moto a causa di una buca nell'asfalto. Morti in bianco e precariato a Catania, i dati della CGIL che lancia la campagna sul referendum per cancellare il Jobs Act. Una risata contro la sosta selvaggia a Messina, gli spot ironici per educare al rispetto delle regole. Oggi è venerdì 17, una data che per tradizione è sinonimo di sfortuna, ma la gran parte dei catanesi non ci crede. In barca a vela per la salute e la legalità, fa tappa a Siracusa il progetto sulla prevenzione con imbarcazioni confiscate alla criminalità. Calcio, Palermo a caccia della semifinale contro la Sampdoria, ai rosanero basta un pari per passare il turno. In Serie C Catania domani sera in campo contro l'Atalanta Under 23, in palio il pass per il secondo turno nazionale. Scontro aperto tra il mondo della scuola e il Ministero dell'Istruzione che ha fissato il concorso per i dirigenti scolastici proprio nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci. L'associazione dei presidi dice è una ricorrenza di tutti. Giussi Lazzara. Da giorno della memoria a giorno della discordia e scontro aperto tra il mondo della scuola e il Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha fissato il concorso preselettivo per i dirigenti scolastici il 23 maggio. Questa è la data della strage di Capaci in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta nel 1992. Questo un appuntamento per i presidi e i docenti di impegno civile e non solo di commemorazione. Il concorso per i dirigenti scolastici del 23 maggio non interferisce con le celebrazioni per il ricordo della strage di Capaci. A precisarlo in una nota il Ministero dell'Istruzione e del Merito. La scelta di fissare in tutta Italia la fase preselettiva del concorso è dovuta per evitare le giornate del mese di maggio maggiormente impegnato nelle scuole per lo svolgimento delle prove invalsi. A riguardo si sottolinea che lo svolgimento delle prove vedrà coinvolti in Sicilia soltanto 2.400 docenti su un totale di 24.000. Diciamo che la percentuale dei candidati siciliani coinvolta è circa il 10%, questo è ragionevole, torna anche in altre statistiche, non è una ricorrenza siciliana, in Sicilia ha particolarmente effetto, si sente molto giustamente, però è un qualche cosa che noi a livello nazionale dobbiamo tenere sempre presente perché la lotta di Falcone contro la mafia riguarda tutti e tutti quanti ci sentiamo e ci dobbiamo sentire partecipi. Il 23 maggio è la giornata anche della memoria laica. Il rischio che corriamo è che la lotta alla mafia torni ad essere un fatto esclusivamente siciliano, ma tutto ciò forse al Ministero non lo sanno. Così Antonello Cracolici, presidente della Commissione Antimafia all'Ars. E la Fondazione Falcone quest'anno dedica la giornata al ricordo delle vittime della strage sul lavoro di Casteldaccia. Dolore e polemiche intorno all'incidente avvenuto ieri sulla circonvallazione di Palermo, vittima un uomo che avrebbe perso il controllo della sua moto a causa di una grossa buca sull'asfalto. Maglio Viola. Lascia una moglie e 4 figli. Samuele Fuschi, l'uomo di 38 anni, morto ieri in via della Regione Siciliana dopo aver perso il controllo del suo ciclomotore, probabilmente a causa di una buca ed essere finito contro il guardrail. Una tragedia annunciata quella accaduta a Fuschi. Prima o poi doveva scapparci il morto, dicono i palermitani, commentando le condizioni delle strade cittadine, un vero e proprio colabrodo. Praticamente ovunque, da nord a sud, dal centro alla periferia. Samuele percepiva un sussidio e poi cercava di sbarcare il lunario come poteva. La sua morte è una tragedia, una famiglia distrutta e senza sostegno, come racconta il suocero, che se la prende col sindaco e con l'amministrazione comunale, colpevole di non aver riparato le strade in condizioni incivili. Qua a Palermo abbiamo questo problema e ci sono tutte le strade rotte, poi ha perso la vita mio genero. Cioè a casa mia, bambini. A casa mia non si discute più, mia figlia è ancora una ragazzina si può dire, e lascia 4 figli, una bambina ancora dallo Stato.
Chi risponderà di questa tragedia è la domanda comune, ma già l'inchiesta sulle cause mostra alcune incongruenze. Da un lato il sindaco Roberto Lagalla ammette, stando ai primi rilievi effettuati dalla polizia municipale, appare evidente che si sia trattato di un cedimento dell'asfalto, avvenuto contestualmente o pochi momenti prima del verificarsi dell'incidente. Ma il comandante della polizia municipale, a cui sono affidate rilievi e indagini, Angelo Coluccello, precisa: la voragine si è aperta dopo l'arrivo della municipale, c'era un avvallamento della strada ed era stato posizionato un birillo. La moto era senza assicurazione, non revisionata, con il fermo amministrativo. Si stanno facendo ulteriori riscontri per verificare se il motociclista indossasse o meno il casco. Alla fine non pagherà nessuno, è il commento di oggi del palermitano medio. Sono 250.000 in Sicilia i lavoratori sotto la soglia di povertà, il numero di coloro cioè che pur avendo un'occupazione percepiscono un reddito troppo basso. La stima è della CGIL Sicilia. A Catania invece i dati su morti bianche e precariato nella campagna per il referendum. Tonino De Mana. 16 morti bianche, di cui 3 a Catania nel 2024, 98.737 assunzioni, ma solo 19.211 con contratto a tempo indeterminato, con il tessuto del mercato catanese che per l'81% è precario. Numeri da profondo rosso elencati dalla CGIL, che ha lanciato la campagna per il lavoro Ci metto la firma. L'obiettivo è cancellare le norme sui licenziamenti del Jobs Act, eliminando i contratti a termine per limitare l'utilizzo a causali specifiche e cercando di restituire dignità ad una città in sofferenza. Si muore senza lavoro e per il lavoro. È chiaro che i lavoratori hanno perso il loro potere d'acquisto e per questo noi come CGIL abbiamo messo in campo questa campagna referendaria su tutto il territorio nazionale. Si può firmare recandosi nelle nostre sedi, ma si può firmare anche online su www.cgil.it/referendum. 4 quesiti a beneficio di tutti i cittadini, 4 domande per ridurre la precarietà e garantire più sicurezza negli appalti. L'obiettivo uno solo: cambiare le norme che hanno impoverito il lavoro e hanno reso un'occupazione meno protetta e più vulnerabile, con meno diritti e con più possibilità di essere licenziati. E dopo il TG alle 14.30 su Telecolor torna nostro ospite il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Per le vostre domande scrivete al numero WhatsApp 342 745 5005 oppure inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo dunque all'appuntamento con il sindaco oggi su questa rete alle 14.30. Andiamo adesso a Milazzo, in provincia di Messina, dove il corteo di cittadini, amministratori e associazioni a tutela della salute è sceso in piazza al centro della protesta. Le liste d'attesa infinite, la carenza di personale medico, la mancanza di ambulanze e la continua chiusura di reparti. Sentiamo Francesco Triolo. Più ospedali, meno affari è lo slogan che ha caratterizzato il corteo di protesta sulla sanità che si è tenuto questa mattina a Milazzo. Cittadini, amministratori, rappresentanti delle associazioni civiche sono scesi in piazza a tutela della sanità del comprensorio. Da decenni i cittadini lamentano come il sistema sanitario nazionale sia oggetto di processi che hanno reso la cura delle persone un bene attraverso cui fare profitto, liste d'attesa infinito, carenze di personale medico, mancanza di ambulanze, continua chiusura di reparti essenziali e presidi sanitari territoriali. Tutto ciò ha come diretta conseguenza che le persone che necessitano di cure o visite mediche specialistiche urgenti sono costrette a rivolgersi a proprie spese a strutture private, spesso anche fuori al territorio regionale. Come tutti i piccoli comuni qua della fascia, la gran parte della popolazione ha una fascia d'età molto alta e quindi ancor più è necessaria la presenza di una sanità presente e capillare, sia come ospedali ma anche come presidi sul territorio. Denunciamo da anni noi con il nostro gruppo il depotenziamento che c'è in atto da almeno il 2020 ad oggi. Sono già andati via 4 reparti dall'ospedale di Milazzo e rischiamo anche la chiusura temporanea del pronto soccorso. Questo noi non l'abbiamo mai accettato. Noi abbiamo carenze alla pianta organica perché non viene rispettata e poi oltretutto andrebbe anche ampliata, per cui siamo qui a rivendicare il diritto alla salute che sulle isole è particolarmente sentito, anche perché le emergenze vengono gestite male con gli elicotteri quando c'è cattivo tempo. È essenziale che i cittadini alzino la voce per rivendicare una sanità più giusta, efficiente, presente sul territorio ed accessibile, hanno aggiunto le rappresentanti dell'Assemblea permanente. Inaugurata a Catania una lavanderia per i più fragili. Nei locali voluti dalla comunità di Sant'Egidio potranno anche fare la doccia. Emanuela Corsi.
Un locale con lavatrici, servizi igienici e biancheria nuova nel cuore di Catania, accessibile gratuitamente alle persone indigenti e senza fissa dimora. Anche nel capoluogo etneo è stata aperta la lavanderia di Papa Francesco, allestita presso la Casa dell'Amicizia di via Vittorio Emanuele, dove chi vive in difficoltà potrà lavare e asciugare i propri indumenti e, grazie al servizio docce, provvedere anche alla pulizia personale. Un'iniziativa proposta da una grossa multinazionale nel settore della cura della persona assieme alla comunità di Sant'Egidio, accolta dalla Elemosineria Apostolica. 10 anni fa lei ha raccontato un aneddoto che riguarda il Santo Padre. Cosa le ha detto? Sì, mi ha detto proprio di vendere la scrivania, di uscire dal Vaticano e stare con i poveri, così per sapere di che cosa hanno bisogno. Mi sono accorto che mancano questi servizi che noi siamo abituati di ogni giorno, cioè i bagni aperti, le docce, le lavanderie. E attraverso di questi piccoli centri vogliamo ridare a loro la dignità. Nel 2017 è nata la prima lavanderia di Papa Francesco a Roma, alla quale poi sono seguite quella di Genova, 2 a Torino, Napoli, adesso siamo qui a Catania per cercare di portare il nostro piccolo aiuto a tante persone che hanno bisogno. Secondo gli ultimi dati Istat la povertà è in aumento, per questo è essenziale, secondo la comunità di Sant'Egidio, aiutare il prossimo con iniziative concrete. Noi offriremo appunto un servizio docce, lavare e asciugare i panni e doneremo subito dopo la doccia appunto della biancheria intima per poter effettuare un cambio in termini di abiti nuovo da consegnare alla persona stessa. Nella lavanderia di Papa Francesco presto sarà offerto anche un servizio di parrucchiere. Giovedì notte in via Aci è stato rubato il pulmino dell'Associazione Siciliana Medullo Lesi Spinali di Palermo. Il mezzo, dotato di una pedana per il sollevamento delle carrozzine, era adibito al trasporto dei diversamente abili. A denunciarlo è Giovanni Rotino, presidente dell'associazione. A Messina è avviata una campagna contro la sosta selvaggia con anche degli spot all'insegna dell'ironia. Ti muovi! Ma che novità! L'autobus in doppia fila con le 4 frecce! C'è una cosa da pazzi! Oh! È un attimo, va! Miglia, neanche il tempo di un caffè! Alzi la mano chi non ha vissuto una situazione del genere mentre si trovava alla guida. La doppia fila è uno dei malcostumi messinesi più frequenti. 1 minuto al bar, l'auto posteggiata sulla corsia di marcia e il traffico che va in tilt. A Messina la guerra agli incivili raddoppia. Dopo l'abbandono dei rifiuti si passa al posteggio selvaggio. Così ogni settimana anche per questa usanza arriverà un video con l'esempio da non imitare. 1 minuto è un lasso di tempo che sembra brevissimo, ma che in questo caso, agganciato a una campagna di sensibilizzazione, fa perdere tanto tempo a tante persone. Il famoso minuto per il caffè non è una battuta, è quello che quotidianamente ascoltiamo e che rallenta l'erogazione dei servizi per tutta la comunità. Gentilmente rispetta Messina la campagna che si avvale del comico Denny Napoli, che una soluzione per la doppia fila l'ha proposta. Se invece di mettere la corsia degli autobus attaccata al marciapiede, la mettiamo in terza fila, così la prima e la seconda sono libere per i cittadini. Cioè, era semplice, però ognuno fa il suo lavoro. Oggi è venerdì 17, una data che per tanti e per tradizione è sinonimo di sfortuna, ma i catanesi evidentemente, almeno quelli che abbiamo interpellati, non credono alle superstizioni. Emanuela Corsi. Ci crediamo o no? No, io non ci credo a queste cose completamente. Gatto nero, scala, venerdì 17, no. Non è vero, ma ci credo. Oggi è venerdì 17, in Italia il giorno più sfortunato per antonomasia. In altri paesi invece è il 13. Ma quanti credono ancora nella superstizione? Per me la sfortuna è tutti i giorni purtroppo, perciò va bene così. Ci sono alcuni che ci credono, ognuno ha poi le sue idee, le sue... per cui ognuno la pensa come vuole. Ma lei un po' ci crede? No, io veramente non credo solo che lo capire. I giovani di oggi non penso che sappiano il significato ferro di cavallo, do conno. Per tanti il 17 è invece un numero fortunato. Io sono nata di 17, quindi per me è un giorno come un altro. Fortunatissimo! Ma sta scherzando? Io credo un sacco alla fortuna in realtà. E credo anche nella sfortuna che ti porta comunque a perdere qualche parte di te per donartene di qualche nuova. Superstiziosi o no? Di certo per qualcuno oggi non è un giorno fortunato.
E torniamo alle notizie più serie. Processo Open Arms a Palermo. All'epoca della vicenda la Libia non poteva essere considerato un porto sicuro perché non aveva aderito alle convenzioni internazionali. L'ha detto l'ex ministro degli esteri Moavero Milanesi rispondendo alle domande del PM. Il test ha ricordato anche che la Spagna e altri paesi si dissero disposti ad accogliere i profughi. Il dibattimento, che si è svolto al Tribunale di Palermo, vede imputato per sequestro di persona l'ex ministro dell'Interno Salvini, accusato di avere illegittimamente impedito alla nave dell'ONG spagnola Open Arms lo sbarco di migranti soccorsi in mare. Non è andato a segno il colpo in una tabaccheria a Paternò, organizzato in trasferta e messo in atto da 2 catanesi. I malviventi sono stati intercettati, lo vedete in queste immagini, mentre con una leva stavano forzando la porta di accesso della ricevitoria per aprirla e quindi entrare. I 2 sono stati arrestati, uno doveva trovarsi ai domiciliari. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Vela e Salute fa tappa a Siracusa. Il progetto, curato dalla Lega Navale Italiana con l'Arnas Garibaldi, mira a diffondere il messaggio della prevenzione a bordo di imbarcazioni confiscate. Francesco Aloi. Quando la vela incontra la salute e la legalità. Ecco, è tutto nel progetto di Lega Navale Italiana e Arnas Garibaldi di Catania. Fino al 23 maggio le imbarcazioni saranno in giro per la Sicilia. 2 rotte diverse, da Pozzallo e Lipari, unico punto di arrivo, Catania, ma non chiamatele regate. Vela e Salute è una navigazione socio-solidale lungo la Sicilia orientale, dove le imbarcazioni confiscate e assegnate alla Lega Navale Italiana vengono impiegate per scopi socio-solidali di inclusione e di legalità. Oggi si fa tappa a Siracusa. Queste sono 2 delle 10 imbarcazioni confiscate alla criminalità. Tra i messaggi che vuole lanciare il progetto c'è proprio il rispetto delle regole, in particolare il contrasto alla violenza sui minori. Si può dare una nuova vita a questi mezzi con la possibilità di dare altre possibilità, altre opportunità, soprattutto di utilizzarle anche come scuola, come addestramento. Ma nei porti dove si sosta agli studenti si parla anche di mare accessibile a tutti. Per rendere accessibile veramente a tutti il mare, perché è una risorsa che deve essere libera a tutti quanti. E poi c'è il tema della prevenzione sanitaria. La prevenzione è un tema che portiamo già dalla prima edizione, dallo scorso anno, la prevenzione alla talassemia. Quest'anno Arnas Garibaldi ha voluto anche aggiungere l'argomentazione relativa alla drepanocitosi. Il tour di Vela e Salute continua ancora per qualche giorno, ma il porto di arrivo è sempre più vicino. La granita, prelibatezza dell'estate ed eccellenza siciliana al Festival internazionale della Nivarata, in programma dal 24 al 26 maggio ad Acireale. Davvero per tutti i gusti Sua Eccellenza la Granita, ospite d'onore anche quest'anno al Festival internazionale Nivarata dal 24 al 26 maggio ad Acireale. E molto più di una semplice vetrina di prelibatezze, sarà un'immersione nella cultura, nella storia e nell'identità di un territorio che ha fatto della granita non solo un simbolo ma un vero e proprio rito. Non solo alla mandorla, alla frutta, al cioccolato, un gusto a sorpresa verrà svelato durante il festival. Anche quest'anno importante la collaborazione con Compite, l'associazione per i professionisti del settore pasticceria in Italia. Compite porta con sé non solo l'eccellenza e la maestria dei suoi associati, ma anche un impegno verso la valorizzazione del territorio e la promozione dell'alta formazione pasticcera. Quest'anno avremo oltre 20 gelatai con un grande laboratorio a cielo aperto e siamo sicuri che negli anni futuri si continuerà appunto a crescere, che ci sarà veramente tanta gente che verrà nel nostro centro storico a godersi e a passeggiare con la propria famiglia e soprattutto a gustare una buona granita, un buon gelato siciliano. La Nivarata 2024 è un evento per gli amanti della granita che ne potranno assaporare le infinite varianti, preparate seguendo le antiche ricette e utilizzando ingredienti freschi e di stagione, ma non è tutto. Il festival sarà anche un'occasione per assistere a dimostrazioni dal vivo, partecipare a workshop e degustazioni guidate e scoprire i segreti di questo dolce che ha conquistato palati in tutto il mondo. Ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva e con gli appuntamenti di play-off delle siciliane.
Ed eccoci al calcio, si alza il sipario sui play-off e Palermo a caccia della semifinale contro la Sampdoria. Rosanero, basta un pari per passare il turno. Marco Gullà. I play-off rappresentano un altro campionato, parole e musica di Michele Mignani, che a partire da stasera chiede alla sua squadra di resettare tutto e ripartire. Play-off, primo turno, al Barbera c'è Palermo-Sampdoria. I tifosi ci credono, stasera alle 20:30 saranno in 34.000. Ai rosanero per passare in semifinale potrebbe bastare anche il pareggio, ma dopo i tempi supplementari. L'errore diventa un errore durante una partita, può diventare determinante e compromettere una stagione intera, quindi sono partite dove devi aumentare l'attenzione, aumentare la concentrazione, aumentare anche l'agonismo e che devi soprattutto anche leggere ed essere bravo ad usare la testa. Poi a volte prepari una partita e magari dopo 5 minuti c'è qualcosa che te la fa, che te la complica o che te la avvantaggia, e quindi bisogna rimanere sempre lucidi perché fino alla fine può succedere qualcosa. Il Barbera pieno sarà un vantaggio, ha aggiunto Mignani, che però raccomanda alla sua squadra di non puntare al pareggio. Sarebbe un errore, dice il tecnico, che si affiderà al 3-5-2 con Brunori e uno tra Soleri e Mancuso in avanti. A centrocampo il faro è Ranocchia, unico indisponibile è Koulibaly, recuperato anche Di Mariano. Da Genova oltre 1500 tifosi della Sampdoria, che per passare in semifinale ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Da un play-off all'altro, in Serie C il Catania domani sera in campo contro l'Atalanta Under 23, in palio il pass per il secondo turno nazionale. Verso un altro record, verso un altro traguardo da tagliare insieme. La carica dei 20.000 si prepara a spingere il Catania nel match di ritorno dei playoff contro l'Atalanta Under 23, dove si riparte dal rassicurante 1-0 dell'andata, griffato Bois. Un gol pesante che spiana la strada agli uomini di Zeoli, che potranno permettersi il lusso anche di perdere con un gol di scarto. Alle falde dell'Etna ovviamente nessuno vuole prendere in ipotesi tale circostanza, dal momento che la qualificazione sarebbe in bilico e terrebbe con il fiato sospeso fino all'ultimo il popolo rossoazzurro. Ricordiamo che in questa fase non sono previsti tempi supplementari e rigori. Meglio comunque chiudere i giochi in anticipo, gestendo le forze per il secondo turno ed aspettando, incollati alla TV, il nome della prossima avversaria. Domani sera al Massimino sarà vietato fare calcoli. Zeoli lo sa e sembra orientato a schierare la formazione che gli dà più garanzie, semmai potrebbe ruotare gli attaccanti per preservarli andando avanti nell'avventura playoff. A centrocampo torna Marsura, che ha scontato 2 turni di squalifiche e si candida per una maglia da titolare, e potrebbe giocare qualche scampolo di partita anche Sturaro, che all'andata si è accomodato in panchina, segno evidente che il recupero fisico è pressoché ultimato. In difesa sono invece da valutare le condizioni di Monaco, uscito malconcio dalla sfida del Caravaggio. Capitolo tifosi, la prevendita viaggia a gonfie vele e restano ormai pochi tagliandi di tribuna A, B ed Elite. Di questo passo sarà battuto il record di 19.750 presenze stabilito in occasione del derby contro il Messina. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso all'appuntamento con il sindaco. Grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.